Il colonnello Federico Maria Pellegatti è il nuovo comandante regionale dell'esercito del Friuli Venezia Giulia. Subentra il generale di divisione Sebastiano Ottavio Giangravé. Il passaggio delle consegne si è svolto al Circolo Ufficiali di Trieste alla presenza del generale Enrico Pino, comandante del Veneto, con una cerimonia a cui hanno preso parte le maggiori autorità della regione. Giangravé, nel suo saluto di commiato, ha ringraziato la popolazione e le istituzioni per la collaborazione e la vicinanza alle forze armate. Dalla Regione abbiamo avuto grandissima collaborazione nella comprensione delle esigenze di questa popolazione particolare, che è quella dei militari, che in Friuli Venezia Giulia continua a mantenere una impronta significativa. Abbiamo sentito sia le autorità che la popolazione molto vicine, in particolare nei momenti più tristi, quando abbiamo avuto perdite nei teatri operativi. Il colonnello Pellegatti, 58 anni, originario di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, ha svolto importanti compiti nelle missioni di pace in Libano, Kosovo, Macedonia, Iraq e Afghanistan. Il massimo incarico in regione per lui rappresenta un ritorno a casa, visto il suo passato incarico da capo di Stato Maggiore della Brigata Meccanizzata Gorizia e della Brigata Pozzuolo del Friuli. È un rientro nella città, in regione. Tra l'altro mi sento goriziano d'adozione, abitando in regione alternativamente a partire dal 1994, e quindi diciamo che sono molto soddisfatto di questo incarico che mi è stato conferito.